caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina, Zanutta, una casa da vivere e Uno Magazine. Ben ritrovati, oggi ad Un Caffè con l'Esperto ci occuperemo di un tema particolare che riguarda tantissimi di noi, soprattutto con l'avvento di determinati mezzi di comunicazione recenti come i social media. Parleremo ad esempio, tra le altre cose, di narcisismo, di come si manifesta nella nostra società. E ne parleremo con il professor Luigi Pavan, psichiatra e professore emerito dell'Università di Padova. Benvenuto professore. Grazie. Allora, qualche piccola nota introduttiva per ricordare ai nostri amici all'ascolto chi è il professor Pavan. Luigi Pavan è nato a Cavarzere il 20 novembre del 1936 sotto il segno dello Scorpione e dicevo poco fa fuori onda al professore che è un segno molto frequente fra chi fa il suo lavoro, forse perché una caratteristica dello psichiatra è quella di indagare, di andare in profondità. Si riconosce un po' in questo? Sì, in questo sì, non sapevo dello Scorpione. Non sapevo dello Scorpione. Professor Pavan è laureato in medicina e docente di malattie nervose e mentali, è stato ordinario di psichiatria all'Università di Padova fino al 2009 sì. E adesso appunto è professore emerito, membro della Società Psicoanalitica Italiana e presidente dell'Associazione per lo Studio e la Formazione delle Psicoterapie Brevi. Sì. Questa è una cosa interessante perché uno, ad esempio, generalmente forse una delle molle che fa sì che le persone non si avvicinino, no, alla terapia sì. È proprio l'idea di pensare di essere, come dire, sottoposto a delle psicoterapie molto lunghe nel tempo. Invece di che cosa si tratta, professore? Ma si tratta appunto di interventi potenzialmente brevi, perché poi possono diventare anche lunghi, certo. Però rispondono, come diceva lei, forse a un bisogno che è anche molto dell'attualità. Le persone hanno molto paura, timore della dipendenza e forse perché sono anche molto fragili e devono sentirsi molto autonomi. E l'offerta del breve allora non è diciamo così, un escamotage, cioè, ma è lo sforzo, il tentativo di interessarli alle tematiche affettive della loro storia, della loro narrazione, spostando l'interesse dal sintomo a se stessi, alla propria storia. E di fargli varcare quella porta che spesso viene immaginata, chissà cosa c'è dentro quella porta, invece in realtà c'è una persona che ti può ascoltare, che ti può aiutare e dare soprattutto dei consigli estremamente preziosi. Poi lei diceva la paura della dipendenza, ma per assurdo sono proprio le persone più vulnerabili che sono quelle più soggette alla dipendenza. Esatto. E però, diciamo così, questa vulnerabilità è misconosciuta. In fondo il narcisismo è un voler bene a se stessi e essere poco disposti agli altri. Allora, in qualche modo, questo voler bene significa anche, quando è eccessivo, in qualche modo non riconoscere i propri limiti, la propria bisogno anche dell'altro. E questo porta le persone a voler fare da soli, a negare in qualche maniera il limite. E credo che questo sia un problema che poi si riflette nella sofferenza psichica, come è presente molto nel sociale, nella nostra cultura, nel nostro ambiente che attualmente viviamo. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un Caffè con l'Esperto dove vuoi e quando vuoi. Professore, lei appunto recentemente ha tenuto una conferenza, tra l'altro seguitissima, con un grosso seguito di pubblico, proprio sul tema dell'amor proprio e del narcisismo. E io mi chiedo a questo punto, ma qual è il sottile confine tra un amor proprio sano, un'autostima corretta
e invece un narcisismo che sfocia in maniera maligna quasi, nei confronti di se stessi in primis, ma anche nei confronti di chi vive attorno e chi convive con un narcisista. Sì, è un confine a volte sfumato, a volte molto, molto importante. Allora io credo che ci sia tutta una distribuzione, perché credo che sia legittimo, anzi opportuno, anzi auspicabile che ognuno di noi voglia un certo bene a se stesso, poter star bene con sé, interessarsi, qualche volta mettere anche fra parentesi l'altro a favore e a vantaggio della propria vita, però credo che questo debba essere calmierato, debba essere in qualche maniera utilizzato, ma anche avere dei limiti che sono quelli che ognuno di noi è limitato, come dire l'estremo limite è la mortalità per esempio. Allora il narcisismo maligno, il narcisismo più, diciamo così, assoluto, più patologico, è rappresentato da alcune malattie mentali gravi, come la depressione grave, melanconica, dove l'io viene svuotato di qualsiasi interesse di sé, oppure nelle forme psicotiche gravi, come la schizofrenia, dove tutto l'interesse invece viene convogliato sull'io, con un disinvestimento completo nei confronti dell'ambiente. E invece poi ci sono tutte le malattie o disturbi o problematiche dell'attualità, che sono, ad esempio, fanno esempio clinico l'attacco di panico, che sono depressioni che non sono più quelle caratterizzate dalla colpa, ma invece dal vuoto, le tossicodipendenze, disturbi del comportamento alimentare, sofferenze generiche, dove prevale il vuoto e dove in qualche maniera qualcuno non è se stesso se non appare in qualche modo, e a volte l'apparire è quasi un bisogno a tutti i costi. Lo vediamo spesso anche nei nostri... Ed è un bisogno molto, molto attuale. Pensi che ho raccolto un po' di dati negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni, le diagnosi di disturbo narcisistico della personalità sono aumentate di circa il 7% e sono cresciute in proporzione quanto quelle relative all'obesità. E ogni giorno, do un altro dato, più di 1,4 miliardi di persone pubblica dettagli della propria vita su Facebook e sono 3,5 miliardi i nuovi like che si ottengono di conseguenza, cioè il famoso mi piace che viene messo al post. Le foto caricate su Instagram sono più di 80 milioni al giorno e su Twitter gli utenti attivi sono 320 milioni. Insomma, professore, siamo praticamente una società narcisista a tutti gli effetti. Secondo lei è la società in assoluto più narcisista della storia? Ma a me verrebbe da pensare di sì. Io non sono uno storico, ma mi sembra che le caratteristiche attuali siano veramente pregne di narcisismo. Tanto più che adesso nelle classificazioni dei disturbi che lei citava non esiste più la patologia narcisistica in quanto tale, in quanto è presente in tante patologie. Sì. Un altro problema molto presente è quello che il narcisista importante non sopporta la separazione, le frustrazioni, il conflitto, non riesce a viverli con la mente, per cui passa all'azione, per esempio diventa violento, quindi è impulsivo. Possiamo dire, professore, che alla base di certi episodi terribili legati ai femminicidio c'è una personalità di tipo narcisista? Io penso proprio di sì. Io penso che queste persone non sopportino quello che è inevitabile accada nella vita, cioè subire delle perdite, senza pensare giusto, sbagliato, torto o ragione. Però è la vita che è fatta così. Alla fin fine ci aspetta per tutti una perdita fondamentale che è quella della nostra vita. In questo momento anche questo è un tabù. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG.
Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Noi siamo passati dal tabù del sesso al tabù della morte, cioè viene praticamente proprio quasi evitato come argomento. Ma no? io penso proprio di sì, cioè che ci sia una morte di clamore, gridata, tragica, e la sentiamo tutti i giorni purtroppo, dei fatti di cronaca, no? Una morte violenta, però si è perso forse una maggiore confidenza o vicinanza affettiva con la perdita della vita. Adesso si muore distante, in ospedale, nelle piccole comunità, si sono persi i riti della morte, cioè non c'è più un vivere la perdita, un'abitudine che viene trasmessa dal nonno al figlio, dal padre al figlio, cioè la società tende a eliminare il dolore della morte, anche la medicina, a rimuovere, sì. Anche la medicina stessa gioca molto giustamente sulla tecnica, ma quasi a volte fa pensare a uno sforzo di raggiungere un'immortalità, trasformazioni genetiche, cibi, no? Un po' di tutti i tipi. Quando non si va addirittura nell'accanimento terapeutico. E poi ci sono appunto questi risvolti importanti e all'ordine del giorno. Il fine vita, il camminamento terapeutico. A proposito del fine vita, c'è un grande dibattito in corso, e qual è la sua opinione in merito? Ma io credo molto nella autodeterminazione e soprattutto anche nell'impegno ad accompagnare la persona non lasciandolo solo, accompagnandolo in vari modi, anche con gli strumenti, anche con le terapie, però soprattutto evitando la solitudine e l'abbandono o una risposta solo tecnica. Poi credo che al proposito ognuno abbia la possibilità di esprimersi e di anche anticipare i propri desideri e il proposito. Professore, lei è stato autore e coautore di tanti testi, ne ricordiamo qualcuno, giusto per chi vuole eventualmente approfondire la conoscenza del professor Pavan: Trauma, vulnerabilità e crisi, l'identità fra continuità e cambiamento, la psicoterapia della crisi emozionale, esiste il suicidio razionale. Ecco, ricordiamo che il professor Pavan è stato tra i fondatori della prima associazione italiana che aveva come scopo lo studio e la prevenzione del comportamento suicida. Ma esiste il suicidio razionale, professore, in una battuta? Ma è difficile rispondere in una battuta. Certamente che il comportamento suicidario è un comportamento molto complesso, molto spesso un po' misterioso ed enigmatico. È certo che una certa quota di suicidi è da mettersi in carico a patologie importanti psichiatriche, però la maggior parte non ha una patologia specifica. Io credo che però abbia e si esprima una sofferenza, e metto molto in dubbio o problematizzo proprio la possibilità di un suicidio razionale che riconosco, non so, a Socrate o ai grandi, no, un po' della nostra cultura che si sono tolti la vita. Ma ho le mie perplessità. Professore, questo sì, in una battuta, c'è un ricordo a cui lei è particolarmente legato? Ma in questi ultimi, tanti sono i ricordi personali e soprattutto quelli anche di origine professionale, però in questi ultimi decenni la mia attenzione, il mio evento affettivo più importante è stato quello di diventare nonno. In questo momento per me essere nonno di un certo numero di nipoti, sono 7. Di varie età, è l'evento, insomma, che mi è più vicino, più importante, insomma. E con questo aspetto personale ed umano del professor Pavan, ricordo psichiatra, professore emerito dell'Università di Padova, io la ringrazio e ringrazio soprattutto coloro che ci hanno seguito fino ad ora. Alla prossima. Grazie a lei e grazie ai suoi collaboratori. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina, Zanutta, una casa da vivere e Uno Magazine.